Live, eccoci live anche questa sera sulla pagina Facebook di E Fasce Pordenonesi nel Mondo e sul canale YouTube. Puntata insomma sicuramente molto interessante e molto importante. Iniziamo questo mese di maggio alla ricerca del sogno americano. Ritorniamo dopo insomma lo speciale che avevamo fatto a inizio anno negli USA, ritorniamo appunto a parlare di corregionali del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti d'America. E che dire, insomma, l'avete visto in questi giorni, annunciato, il nostro ospite di questa sera non avrebbe sicuramente bisogno di presentazioni, e allora io, per non sbagliarmi, prendo in prestito le sue parole. He's a good boy. Il suo nome è Luca, ma non vive al secondo piano, e al grido di Let's Make Frico All Together questa sera è con noi Luca Monfè. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti, grande presentazione. Buonasera e buongiorno a te. Buongiorno, qua è misdì. Quasi buon pranzo. Sì. Come stai Luca? Molto bene, grazie, siamo in forma, grazie mille. Benissimo, vedo un panorama stupendo. Tu dove ti trovi esattamente in questo momento? Siamo nel nord-est della Pennsylvania, siamo a un'ora e mezza ovest da New York e 2 ore nord di Philadelphia. Una bella zona, molto, mi ricorda molto casa, boschi, montagne, non le Alpi, però località turistiche per sciare. Tanti laghi, fiumi, orsi, aquile. Wow. Bene, bello. Senti Luca, innanzitutto grazie per la tua disponibilità, siamo veramente molto contenti. Non potevamo iniziare questo mese di maggio, appunto, come dicevo, improntato a raccontare un po' il sogno americano di alcuni corregionali del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. Non potevamo iniziarlo meglio di così. Insomma, grazie mille, è un onore, mi fa sempre piacere. E allora, prima di cominciare a raccontare un pochino la tua storia, le origini di Luca, la storia che poi insomma un pezzettino di storia ovviamente è diventata famosissima in tutto il mondo per i motivi che sappiamo, però ecco, volevo dare il benvenuto anche al nostro, come dico, comandante in capo, il presidente di E Fasce Pordenonesi nel Mondo, Gino Gregoris. Buonasera Gino. Buonasera Michele, buonasera Luca. Buonasera Presidente, piacere. È un caro piacere mio e un caro saluto anche a tutti gli amici che ci seguono e che poi ci seguiranno nei nostri social, nei vari canali, insomma. Ecco, a me pare di poter dire, no, che dopo aver girato il mondo con i giovani pordenonesi, parlato di finanza, parlato di architettura, parlato di un po' di tutto, direi quasi che finalmente inseriamo una trasmissione dove il programma, come dire, è molto serio, perché la cucina è una delle asse portanti dell'Italia e degli italiani, però ci prendiamo una mezz'oretta di svago, no? Potremmo dire, ecco, dopo... non vorrei adesso, però, come dire, dopo tanto lavoro ci fermiamo un attimo a pranzo. A parte le battute, magari, con Luca magari. Ma appena viene in Italia, oppure andiamo noi a visitare la Pennsylvania. Siamo stati a Filadelfia 1 anno e mezzo fa, se avessimo saputo magari ci saremmo anche, come dire, agganciati. Prossima volta. La prossima volta, sì, no, sono molto, molto contento perché oggi andiamo a toccare un pordenonese che fa un'attività particolarmente interessante in un settore dove gli italiani, credo di poter dire, sono assolutamente al primo posto della classifica. Questo è un mio parere, al primo posto della classifica di tutto il mondo, insomma, no? E quindi poi avere un pordenonese ovviamente grande soddisfazione, ed è propedeutica anche per il progetto che noi stiamo portando avanti, che è Sapore del Nord-Est, no? Che parlerà di cucina, una cucina, ovviamente la nostra cucina, la cucina friulana, magari un po' rivisitata, un po' elaborata,
ma è un progetto che stiamo per iniziare e quindi poi magari sentiremo anche E Luca presto vi sveleremo di più su. presto sveleremo di più e sentiremo anche il parere di Luca. Adesso io vi lascio a chiacchierare, dopo casomai ci vediamo alla fine. Ci rivediamo tra un pochino, Gino, grazie mille. Allora, Luca, che dire? Classe 81 se non ricordo male, nato in realtà a Sydney in Australia perché mamma Bruna e papà Ferruccio erano emigranti anche loro, insomma da giovanissimi, emigranti dal Friuli Venezia Giulia. Poi tu rientri in realtà con la famiglia abbastanza presto, no? Sì, avevo 3 anni. Sì, ok. E insomma, è nostra consuetudine farci raccontare un po' anche il no? Cioè prima di uscire e di arrivare negli Stati Uniti. Chi era Luca Manfè? Bella domanda. Allora, niente, ho fatto il Kennedy, per modo di dire, perché ci ho messo 5 anni per arrivare in terza, poi ho capito che non era cosa mia. E poi ho iniziato a lavorare subito. Il primo lavoro era in un bar che si chiamava Sherlock Pub ad Aviano. Ah, certo, me lo ricordo molto bene. Bellissimo, che era il bar dove si andava io e i miei amici, già si andava a bere qualche birretta, no? In giovane età. E ho iniziato a lavorare lì e mi è piaciuto subito stare a contatto con la gente, anche lì in paese. Poi era un posto molto molto bello, si lavorava bene. E poi da lì ho lavorato un po' all'Unieuro a Roveredo, vendevo cellulari e poi sono partito giovane, sono partito che avevo ancora 21 anni, qualche mese prima del mio 22esimo compleanno. Giocavo a calcio da bambino con la Polisportiva Maddalena, poi con l'Aviano e poi sono diventato arbitro. Ho fatto l'arbitro per quasi, mi sembra, 5 anni. Bellissima esperienza, ho imparato tanto, non avevo ancora la testa da arbitro, però probabilmente avrei potuto fare molto meglio, ma ero un po' giovane e mona, per dire una parola gentile. Ma niente, io sono sempre stato benissimo a casa, benissimo con la mia famiglia, benissimo con i miei amici. Avevo un grandissimo gruppo di amici che ancora tuttora ci sentiamo tutti i giorni su WhatsApp, via chat, facciamo gran festa quando torniamo a casa, anche perché la maggior parte adesso ha bambini, quindi è bellissimo vedere l'evoluzione della generazione. Certo. E sono partito non perché stessi male a casa, è stata tra l'altro mia sorella che mi ha messo nel radar questa opportunità di andare a lavorare a Disney World, perché lei l'aveva fatto nel 97, c'era un annuncio, non so neanche se esiste ancora, c'era un annuncio su Città Nostra che Disney reclutava personale italiano per andare a lavorare in Florida. Ho fatto l'intervista a Milano alla Disney Italia e lì è stato veramente lì è stato lo switch, il cambio, perché poi sono partito senza neanche sapere bene o male cosa fosse l'America, cosa andavo a fare. Cosa andavo a fare? Sì, però non ho mai avuto questa cosa, ok, voglio partire, voglio viaggiare, perché veramente stavo molto meglio a casa. I miei amici mi chiamavano presidente, avevamo la compagnia, si faceva festa sempre. Quindi non è che sono partito perché l'Italia non mi piaceva, il Friuli mi stesse stretto, no. Però, grazie a Dio, voglio dire, sono partito perché lì è stato veramente la molla che ha fatto scattare il tutto. Ho fatto un anno in Florida e poi sono tornato a casa, ho fatto un'estate a Livigno, una stagione estiva a Livigno, e poi mi è venuto veramente il mal di viaggiare, perché mi ricordo il primo inverno dopo la Florida, mi è venuto un po' di malinconia, un po' di angoscia, sai, le ore che chiudono alle 5, si usciva solo il venerdì sera perché durante la settimana si lavorava ed ero abituato in Florida, ho fatto un anno di estate, si faceva festa tutte le sere. Ti parlo che non sono cose importanti, lo capisco io, però quella volta avevo 24-25 anni, quindi certo. il morbing di partire mi è venuto subito. Sono andato in Australia, poi 6 mesi in Australia. Ah, ok.
Posto bellissimo, volevo anche approfittare del fatto che essendo nato lì ho il passaporto e quindi Certo. dopo aver provato l'America sono andato in Australia. Posto bellissimo, però veramente sentito la distanza. Ho sentito la distanza dai miei amici, anche se ero partito con 3 miei amici, tra l'altro uno che è il mio testimone di nozze, quindi amici importanti, però diciamo non sono bastati a coprire, diciamo, questa malinconia. Anche perché avevo tanti amici in America che mi raccontavano di come vivevano in America. Non lo so perché, forse perché con Aviano ero più abituato agli americani. L'Australia non mi ha mai preso e quella volta lì ho capito che dovevo tornare in America. E lì è stato New York, ho fatto un'altra stagione estiva in Italia e poi New York, mi sembra nel 2006-2007 forse, e niente, New York è stata un po' come una calamita, perché l'idea era, io dopo l'Australia e dopo la Florida avevo vissuto in estate per quasi 2 anni di seguito, e ho detto non esiste che me ne sto a New York, fa troppo freddo, volevo andare in California e invece è una calamita veramente, o ti piace subito. Io ho tanti amici che dicono no, non vivrei mai a New York, invece per me è stato 10 anni fantastici. Okay. E New York 10 anni e poi sai 21 anni in Italia, 10 anni a New York è un bel pezzo della mia vita, quindi sono successe tante cose, tante amicizie, esperienze lavorative molto importanti. Io sono partito da cameriere, sai che Masterchef è per cuochi amatoriali, quindi io non è che ho mai lavorato, ho fatto la gavetta in cucina, però ero sempre nel mondo della ristorazione perché ho lavorato prima come cameriere, il primo anno e mezzo come cameriere, poi ho trovato un altro friulano nella mia strada, Roberto Manfè di Caneva, che faceva il manager in un ristorante giapponese che era di proprietà di 2 italiani, del gruppo Serafina, che è una pizzeria e ristorante italiano molto famoso a New York, hanno tante location. E ho trovato lui nella mia strada che mi ha assunto anche se non aveva bisogno di camerieri, perché ha detto tu sei Manfè, sei friulano, mi ricorderò se l'ha detto sei figo, sarai sicuramente figo come me, ti assumo anche se non ho bisogno. E lì è stato, diciamo, una svolta, perché quel ristorante era veramente qualcosa di speciale, qualcosa di importante anche. Era nel radar come uno dei migliori ristoranti della città, avevamo tante, sai, attori, modelli, cantanti, e perché i titolari erano italiani, venivano anche tanti personaggi famosi italiani, tra cui alcuni ho anche instaurato un rapporto personale, si trovavano a casa, venivano a New York e sapevano che tra i titolari me e Roberto sembrava di essere, cioè erano circondati da italiani, e dico che è stata molto importante per me perché lì poi sono diventato manager e da lì diciamo che la mia carriera come manager è partita ed è cresciuta, perché poi ho lavorato in altri posti fino ad arrivare al rinomati ristoranti con la stella Michelin, che è un po', diciamo, è l'obiettivo un po' di tutti, no? Se fai il lavoro seriamente, sempre di cercare di ambire e di cambiare per ristoranti migliori. E niente, poi è arrivato Masterchef. Certo. E quindi Luca, in realtà possiamo dire che questo sogno americano per te è nato strada facendo, è nato, sì. l'hai scoperto un po' viaggiando, un po' ritornando negli States, sì. E sicuramente, è nato così. Sicuramente. E poi ho anche capito una cosa, dopo 2 o 3 anni, perché all'inizio era difficile con il visto, no? Quindi io dovevo fare 6 mesi in Italia, rientrare per un po', 6 mesi in America, rientrare per un po'. Yeah, e ogni volta rientri, parti, molla l'appartamento, molla il lavoro. E lì è stato un momento in cui ho capito che, ok, se non inizi a seminare qualcosa adesso, dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista economico, se continui a viaggiare e fare il Michelazzo, no? Michelazzo si dice, vero? Sì, certo. Ti ritrovi tra 5-6 anni che sei comunque a zero. Perché così sarebbe stato, no? Invece lì ho fatto la scelta giusta al momento di fermarmi a New York e dire ok,
qui è dove cerchiamo di costruire qualcosa, anche perché le opportunity, per me non credo in quel periodo della mia vita non credo ci fosse città migliore di New York. Ok. Allora, Luca, senti, mentre salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo e anzi, guarda, approfitto, ti faccio vedere qualche saluto. C'è il nostro Guglielmo. Grande! Il nostro carissimo Guglielmo da Londra, UK, che ti saluta. Era arbitro anche lui. Ah, ecco, è stato nostro ospite un po' di mesi fa, anche lui nelle nostre interviste. Poi c'è la nostra rappresentante, tra l'altro, di Filadelfia, Lisa Roman, che è collegata. Ciao Lisa. Ciao Lisa, carissima. E un altro saluto, guarda, al volo, Mandi Luca da Paolo Basso. Ecco, e quindi insomma anche ricordiamo alle persone che ci seguono, se hanno delle curiosità, delle domande da farti, insomma possono approfittare di questo momento. Domanda secca, perché Masterchef? Da dove è arrivata l'idea di Masterchef? E poi se ti fa piacere, insomma alla fine abbiamo detto è stato un pezzo importante, un'esperienza importante della tua vita. Insomma noi abbiamo preparato, come si fa con i veri campioni, un piccolo trailer per ricordare questa tua avventura, insomma. Masterchef perché lo guardavo in televisione, ho detto potrei farlo anch'io e poi sinceramente l'idea di vincere $250.000 mi piaceva, ma soprattutto mi piaceva l'idea di guadagnare un po' di notorietà. Il fatto di andare in televisione mi ha sempre entusiasmato, mi entusiasma anche adesso, solo che non è un progetto facilissimo, però è anche la voglia di una svolta, perché diciamo che ero un po' stufo di fare il manager per altre persone e aprire un ristorante a New York è molto proibitivo, soprattutto se non hai capitale, se non hai connessioni e diciamo anche esperienza, perché comunque a quell'età lì. Quindi la svolta, ho detto proviamo, vediamo cosa succede. Ma non avrei mai pensato. Aviano si dice non varave mai creduto. Senti Luca, allora cosa dici? Ci riviviamo un pochino di questa tappa così importante, poi insomma magari ci racconterai qualche piccolo retroscena, però insomma, parliamo anche di quelli che sono poi i tuoi progetti attuali. C'è un bellissimo progetto che stai portando avanti da alcuni anni ormai, Dinner with Luca, con grande soddisfazione e insomma... Signore Luca Manfè 2013 Masterchef, godiamoci questi bellissimi momenti. I love you! My name is Luca. I was raised in Aviano, Italy. Now I live in New York and I'm a restaurant manager. I'm cooking fegato alla veneziana. It's calf liver, Venetian style. Scusa, sei veneziano? Sono friulano. Sei friulano? Sì, io sono da Trieste. Triestino. What you say? I say yes. For me, it's a no. For me, it's a no. Continue cooking, because next year, I think you can come back and just completely rise above the competition. Luca, listen, I know how hard you've worked to get here. And you've worked so hard over this past 12 months. Let it just be the beginning, because you've made it to the I'm going to the MasterChef kitchen. He said my name. Luca. Okay, what is this? Banana cake with pastry cream and strawberry compote. I'm just not confident. I don't think the inside is cooked enough. Is this melted banana here or is this raw cake? Oh. Doesn't look so bad. I think it's the banana. It's the banana. Pretty good. You seem amazed, like a miracle happened. Like, Well, I was praying, so maybe a miracle really happened. Luca, can I use some garlic? Thank you very much. Natasha asked me for some garlic. Why should I not give it to Natasha? That's not the way I am. That's not the way I want to win. You're really seriously hitting the mark. Great job. Thank you. Seriously.
You understood the protein better than anyone else. You made me proud. Grazie mille. Bravo. And microgreens. Wow. There's so much flavor. Way better. Thank you. I don't think that a piece of butter is gonna make her dish stand out that much. If it does, good for her. I'm going home. Tomorrow I can still look at myself in the mirror. Know what I mean? I'm a good guy. Forget about it. Come in. Wow, that looks right. So, I mean, this is a lot of technique, and it's nothing that we've seen you really do before. In the MasterChef finale is Luca. Congratulations. Great job. I left Italy because everybody always thought about the American dream. And one of you will have the right to call yourself a true MasterChef. The winner of MasterChef. Luca! Came here from another country because America is the best place in the world. This is where dreams come true. Congratulations. And now I am America's master chef. Ed eccoci, beh, non so quante volte lo vedo e sempre mi emoziona. un viaggio, Bello, sì, bello. Grazie. Devo dire, sono immagini che emozionano, anche fanno venire i brividi queste immagini. Sì. No, ma poi mi ricordo i momenti, sai, mi ricordo che poi in televisione, comunque, quando ho iniziato a dire l'ultima frase, no? In realtà saranno passati 5 minuti, non sto scherzando. Ci credo. Ha continuato a dirlo e mamma mia, quindi vai avanti, cioè i pensieri continuano, è incredibile. Sai, la finale, mi ricordo benissimo, quando non l'hanno fatto vedere in televisione, ma quando hanno annunciato i concorrenti passati, sono entrati tutti 18, noi eravamo in 20, siamo partiti in 20, no? Cioè siamo partiti in molti più, però dentro la MasterChef Kitchen. E quando li ho visti camminare uno dopo l'altro davanti di noi per andare in balconata, lì mi sono un attimo reso conto di che cosa avevamo fatto, non solo io, anche Natasha, perché c'era tanta gente e abbiamo cucinato più di 45-46 volte. E quindi, sai, già la finale era un grandissimo, come si dice, obiettivo, no? No, obiettivo. Traguardo. Certo. Assolutamente. E io ti dico la verità, in testa mia non mi sono mai detto hai vinto. Pensavo, anche il momento in cui avevo gli occhi chiusi che aspettavo, avevo il presentimento che sarei stato il grande secondo, no? Perché anche in vita mia non è che ho vinto, cosa cacchio ho vinto? Neanche il torneo Glati Avian. Però, capito? Quindi avevo quel presentimento, infatti è stata una sorpresa. Poi riguardando tutti gli episodi, penso che me lo sono meritato. Però in quei momenti lì non è che sei molto obiettivo. Pensavo solo, ok, vince lei, va bene. Che sfiga. E invece Luca, insomma, è arrivato alle ribalte, chiaramente, insomma, possiamo dire di tutto il mondo, perché poi chiaramente questo ti ha riportato anche per un periodo in Italia, insomma, a far tante, insomma, tante social media aiuta tanto, no? Importanti. Però la vita di Luca è continuata ed è cresciuta tantissimo, professionalmente e anche personalmente, insomma, perché poi, insomma, anche la famiglia è soprattutto
è cresciuta. E raccontaci un po' di Luca post Masterchef. C'è stato un progetto di cui tu dici che non è durato molto, ma che è stato molto importante comunque, quello del food truck, se non ricordo male. Sì. Diciamo nel bene e nel male. Allora abbiamo fatto New York, dopo Masterchef eravamo a New York, poi è nato Luca un anno dopo, giusto un anno dopo, a luglio del 2014, e dopo 6-7 mesi a New York con l'inverno, col bambino piccolo, abbiamo deciso di spostarci in Texas perché mio cognato viveva lì, perché pensavamo che volevamo un posto dove il clima fosse migliore, dove il costo della vita fosse più tranquillo, dove non ci fosse abbastanza casino. E niente, a parte il fatto che il Texas non ci è mai piaciuto, perché è stato un errore secondo me passare da una città come New York e andare completamente dall'altra parte dell'America, perché anche se è tutto America, non è che tutti gli americani sono uguali, Pensa che un friulano e un siciliano non è uguale, figurati in un posto grande come l'America. Comunque, sai, esperienze di vita. E il food truck è stato fatto perché era un progetto che impiegava meno capitale rispetto a un ristorante. Non conoscendo anche la città benissimo, abbiamo pensato che il food truck potesse aiutarci un po' per capire il mercato, per capire le zone migliori della città, eccetera, eccetera, eccetera. Non è stato un progetto positivo perché non si facevano tanti soldi. Il business concept in se stesso era sbagliato. Probabilmente il cibo era un po' troppo raffinato per un food truck, e comunque il costo del cibo, tra il costo della manodopera e il costo del cibo, diciamo che dal punto di vista del business non è stata la scelta migliore. Il truck ha avuto successo dal punto di vista che i critici ci adoravano. Eravamo sui siti internet più importanti praticamente quasi ogni settimana. Le review erano solo 5 stelle, però era difficile, diciamo, avere costanza, perché un giorno si rompe il truck, un giorno piove, un giorno fa troppo caldo, un giorno fa troppo freddo. Nell'arco di un anno queste sono state le difficoltà. Lavoravamo molto bene per i catering. Molti dei dinner with Luca erano diventati più grandi perché dal food truck avevo praticamente una cucina professionale e riuscivo a servire 100-120 persone, matrimoni, cose del genere. Diciamo che dopo qualche mese mi sono accorto che il lavoro era molto molto duro. Non che fosse stata una sorpresa, però il lavoro era duro adesso con 2 bambini a casa, perché poi a febbraio del 2006 era nato Valentino. Quindi ho lasciato mia moglie praticamente da sola con un bambino piccolissimo. Non vedevo mai i miei bambini, lavoravo come un cane, non facevamo abbastanza soldi, chi me lo fa fare? Quindi la decisione di chiudere è stata per me la decisione molto facile e molto indolore, e abbiamo dovuto raccogliere i cocci per qualche anno, perché comunque non mi vergogno a dirlo, abbiamo perso tanti soldi, più di quelli che avevo fatto su Masterchef, e poi niente, abbiamo riniziato a lavorare tutti e due, sia io che mia moglie, e poi abbiamo pagato tutti i debiti, e adesso guardiamo indietro, pensiamo che sono stati momenti duri, momenti difficili, perché anche quando hai problemi economici hai problemi anche in famiglia, sai, non essendo mai a casa, la mia moglie era sempre a casa da sola, quindi diciamo che abbiamo sicuramente imparato dagli errori, e questo è il motivo per cui non sono mai finito dentro a un ristorante dopo quell'esperienza lì, perché se voglio essere un bravo padre di famiglia, purtroppo non puoi essere presente se lavori nella ristorazione. Mi dispiace se c'è qualcuno che sta guardando, che non voglio offendere nessuno, purtroppo lo sappiamo tutti, quello è un ristoratore, o un cuoco, o un cameriere, o un direttore di sala, sia in America che in Italia si lavorano orari assurdi.
assurdi. E niente, quindi così, per fortuna c'è e sempre... quindi da questo momento difficile in realtà poi la mente criminale, no scherzo, la mente creativa e imprenditoriale di Luca ha partorito poi un altro progetto. In realtà è un'altra cosa importante che voglio dire che ho imparato è che i soldi vanno e vengono. Ecco. Quella è una cosa, perché siamo trovati con tanti soldi dopo Masterchef, poi siamo tornati nel buco, poi siamo rialzati di nuovo, quindi è un messaggio anche per tutti. E io leggo tanti libri di businessmen. Molti di questi businessmen di successo hanno avuto un intoppo, hanno perso soldi, hanno sbagliato business, hanno avuto casini. Quindi se vi trovate in quella situazione, continuate a lavorare, imparate dai vostri mistake, dai vostri errori e vedrete che poi ci saranno giorni migliori. Dinner with Luca in realtà è nato ancora prima del food truck, è nato dopo Masterchef. È nato, anzi Masterchef era ancora in televisione, era appena partito, penso che era a luglio, e un signore mi ha mandato una mail dalla California, mi ha detto: veniamo in vacanza a New York, i miei bambini ti adorano. Aveva 2 bambini, tra l'altro la figlia si chiamava Francesca, mi ricordo che il nome era italiano. Veniamo in vacanza a New York, puoi cucinare per noi. Hanno affittato un appartamento con la cucina e ho cucinato per loro. E da lì è scattata la molla che mi ha detto: ok, qua c'è un'opportunità. E allora ho lavorato sul progetto, ho costruito il website, l'ho lanciato la sera stessa della finale. Mi ricordo che nel website, che tra l'altro me l'ha fatto il mio amico Stefano Scolaro e Cristian Grigoletti, che saluto, che sono di Pordenone, che fanno grafiche, design e website. E abbiamo lanciato il website quella sera e c'è stato un botto di visualizzazioni, perché chiaramente poi la gente ha guardato Masterchef in diretta e poi è andata a cercarmi su internet, e da lì sono nate le richieste per Dinner with Luca. La finale è andata in onda l'11 settembre e io fino passato dicembre, gennaio ero molto molto busy, come si dice, molto occupato, mi prenotavano tantissimo. E addirittura siamo arrivati al momento in cui a dicembre tutti volevano farlo per le feste natalizie e la gente mi diceva: no, guarda, ho solo martedì libero questa settimana, ho solo lunedì libero. Mi fa: no, va bene, lo facciamo di lunedì, non importa. E lì è stato una bolgia, anche perché non ero preparato, non ero professionalmente preparato, tecnicamente non sapevo quello che facevo. Ho messo su 4 ricette che avevo imparato a fare a Masterchef, che magari avevo anche un po', diciamo, in quell'estate, come si dice, avevo lavorato, avevo fatto pratica per perfezionarle, ecco, perfezionata era la parola che cercavo, e sono partito da solo, roba incredibile. Se penso a quello che faccio adesso e come lo facevo 7 anni fa, mi dispiace veramente per le persone che mi hanno assunto, perché era un disastro. Arrivavo lì 2-3 ore prima, cercavo per preparare una cena a 4 corse, però la gente piaceva l'esperienza. E devo dire che probabilmente il mangiare non era poi così male, perché ci sono tanti clienti che mi hanno assunto di nuovo. Veramente mi piacerebbe sapere un po' da quelli che non hanno avuto un'esperienza positiva quello che hanno detto. Però diciamo che è stato un continuo percorso di crescita, perché è una cosa veramente... ho passione di cucinare, mi piace cucinare e ho sempre cercato e cerco tuttora sempre di migliorare. E io lo dico sempre quando ne parliamo di questo argomento: quando Facebook mi ricorda i piatti che mettevo online 4, 5, 6 anni fa, mi viene da ridere, perché dico: come pensavi che quel piatto lì fosse abbastanza bello da mettere online? Però mi accorgo che veramente è un percorso di crescita di ingredienti,
di rispetto degli ingredienti e anche rispetto delle tecniche. Ho 60 libri di cucina a casa, di chef italiani, chef anche latini, perché sai, noi qua, soprattutto quando ero in Texas c'è una influenza messicana e latina molto importante, molti chef americani, e niente, faccio le mie ricette, cucino a casa e continuo a cercare di migliorarmi. E 7 anni dopo, lo dico tra virgolette, grazie anche a questa crisi del Covid, Dinner with Luca è a livelli che non era mai stato prima, perché i ristoranti sono ancora mezzi chiusi, mezzi aperti. Se vuoi andare a mangiare in 15 persone devi metterti in 3 tavoli. Se vuoi andare a fare una vacanza al mare, ai Caraibi, sono praticamente off limits perché ti mettono in quarantena. Quindi la gente cosa fa? Affitta case, affitta una casa con i parenti, con gli amici, si trovano da diversi stati, da diverse città. Qua siamo in una località turistica, come dicevo prima, quindi d'inverno la gente veniva a sciare. Adesso con la primavera e l'estate ci saranno i laghi e Airbnb la fa da padrone, e quindi dicono ok, abbiamo prenotato un appartamento, puoi venire a cucinare per noi, e quindi si chiama Luca a cucinare. Robe bellissimo. Senti, allora ci guardiamo un velocissimo contributo così capiamo bene che cos'è Dinner with Luca, però prima volevo farti vedere questo commento che mi sembra molto bello, di Veronica, che mi ha coscritta, di Aviano. Ciao Veronica. Ecco, sei un esempio per tutti, insomma, mi sembra una cosa molto bella. Hai condiviso con noi delle esperienze molto, molto importanti. Allora, dicevamo, Dinner with Luca, e per tutti quelli che insomma vogliono saperne di più, guardiamoci un pochino questo veloce trailer su questo bellissimo progetto. I don't have the story of the little kid that started when he was 6 or 8 years old cooking in his kitchen. But I was always around amazing food. My biggest inspiration was my grandmother and my mother, because they cooked amazing food. And I remember since I was a little kid, always having a lot of fun when food was ready. Those smells, that's what brings the memories back. And that is the food that I try to recreate also in my Dinners with Luca. My name is Luca Manfè, and this is Dinner with Luca. Doesn't matter where they are, people need to know that for their special occasion, they can reach out to Dinner with Luca. The reason why Dinner with Luca is still going strong after 3 years is because it's just what my passion is about. I love to present my dishes and watch the exciting faces of my Dinner with Luca's customers. My food tells you my journey and my story about how much I've learned, how much I improved, and how I can really put my passion and myself in every single dish. Molto bello. Vedi, video molto bene, poi noto un paio di cose, a parte il doppio mento, meno male che sono dimagrito, ma non tantissimo, ma sempre meglio di quella volta lì. C'era un errore madornale nel petto d'anatra, perché se lo vedi era curvo, vuol dire che quando l'ho messo nella pentola l'olio era troppo caldo e non ci ho messo niente sopra per tenerlo piatto. E quelli sono piccoli accorgimenti, piccole tecniche che ti accorgi con gli anni, provando e riprovando e capendo gli errori. Anche, sai, YouTube, adesso siamo fortunati, guardi tutto su YouTube, quindi, però ho notato, quel piatto lì era bellissimo, era fantastico, petto d'anatra, c'era un involtino primavera fatto con le cosce del petto d'anatra cucinate confit, il tuorlo marinato, cotto sous vide, la carota bianca, la salsa di tartufo, la riduzione del brodo di anatra con la salsa al tartufo. Quello era un piatto fantastico, però
però era un guarda, errore. sono certo che te ne sei accorto soltanto tu, e comunque guarda che da te è pranzo, però qua si avvicina la cena, io già non ci vedo più dalla fame, come si dice. Senti Luca, ci avviciniamo alla conclusione di questa nostra bellissima intervista e io insomma già ti ringrazio fin d'ora veramente del tuo tempo, però ci sono un paio di domande che ti vorrei fare molto veloci. E, guarda, la prima che mi viene in mente, non posso non chiedertelo, ho visto seguendoti un po' negli ultimi mesi sui tuoi social che ahimè l'esperienza Covid ha colpito anche te scusami, cosa vuol dire per una persona che si occupa che fa la tua professione perdere il gusto e perdere l'olfatto? È stata un po' un'angoscia, perché sai, io ho amici che gli è durato 2 o 3 mesi e quindi ero molto, guarda che appena è passata un'aquila, 2, che non mi mangiano le anatre, cavolo. Sai che c'ho 15 anatre qua, l'altro giorno ho salvato un'anatra dall'attacco di un'aquila. Ah, caspita, le ho viste nei tuoi... Sì. Allora, no, Covid siamo stati fortunati, perché io sono stato a letto 3 giorni, i bambini pochissimi sintomi, Luca aveva il mal di gola, Valentino ha avuto la febbre un poco, ma proprio giusto una notte, mia moglie è molto stanca, un paio di giorni è andata a dormire alle 4:30 del pomeriggio, si è svegliata la sera. Io l'ho presa un po' più battosta, come un'influenza, però poi 3 giorni, poi piano piano ci siamo liberati, siamo stati a casa quasi 20 giorni, lontano un po' da tutti, e però anche dopo quei 20 giorni lì che ho iniziato a lavorare di nuovo, il gusto e l'olfatto completamente andati. Ho letto un po' su internet cosa fare. C'è un nervo proprio che praticamente si addormenta, no? Dimentica e allora devi cercare di animare questo nervo un'altra volta. Prendevo il naso, lo mettevo dentro il barattolo del pepe bianco e pepe nero, e non sentivo niente. E quindi sai, cucini, non senti gli odori, assaggi, non sai se manca sale e pepe, e quindi ho un paio di persone che mi aiutano quando faccio le cene. Nella preparazione, che me la faccio da solo, andavo a naso senza cercare di mettere troppo sale o troppi condimenti, e poi prima delle cene avevo loro, fortunatamente una è una professionista, quindi mi fido, no? Avevo loro che assaggiavano, ed è durato forse 3 settimane. Non sono convinto al 100% che sia ritornato al 100%, soprattutto l'olfatto, certe volte mi accorgo, però tornerà, dai. Mi è andata bene, dai, con i disastri che sono stati nel mondo, lascia stare. Siamo stati fortunati. Senti Luca, allora prima di avere con noi tra pochissimo il nostro presidente per un saluto, guarda, c'è una domanda molto bella della nostra vicepresidente Luisa Forte, che casca proprio a fagiolo, perché stavo pensando che ci sono diversi pordenonesi, giovani pordenonesi, che stanno facendo insomma la propria strada anche nel mondo della cucina, della gastronomia. Ne abbiamo in Nord Europa intervistati, anche penso a Paolo, penso a Luca. Ecco Luisa ti chiede come si fa ad essere bravi professionisti come te e a diventare anche imprenditori di se stessi come hai fatto tu. Che suggerimenti daresti a un giovane di oggi? Prima parlare di concept, no? Anche come nel mondo... si fa ad essere bravi professionisti? Bisogna diventare bravi in quello che si fa. Devi concentrarti e trovare quello che sai fare bene, dove hai passione soprattutto, e cercare di migliorare, perché quello ti mette, diciamo, ti distingue dagli altri, se sei più bravo degli altri. E diventare imprenditori, io con Dinner with Luca ho avuto fortuna, perché io non so se questo è un business che puoi fare se non sei stato su MasterChef, perché diciamo che c'è tanta competizione, e poi non è proprio un business. Grazie a Covid è una cosa che è scoppiata di più, no?
però non è che è un business. Prima i ristoranti la facevano da padrone. Diventare imprenditori di se stessi, bisogna anche cogliere le occasioni, vederle, capire che non è facile. Io ti dico, io sono fortunato perché è MasterChef, però non so... Antenne dritte, quindi. Sì, ho trovato, poi comunque anche con Dinner with Luca ci sono tante review, e io mi prendo tante prenotazioni, mi arrivano anche da altri siti dove mettono in lista i ristoranti, i servizi come catering, quindi certo. Come ho detto prima, devi essere bravo, diventare imprenditori, questo è un mondo di opportunità, soprattutto adesso. Io vedo tanti giovani che è cambiato molto il mondo, no? Vedo anche tante persone in Italia, queste ragazze o ragazzi ancora liceali o all'università, che stanno costruendo il blog di ricette, i video su internet, hai capito? Da quel punto di vista lì, questo è il futuro. Io sono convinto che uscirà prima o poi una Chiara Ferragni dei fornelli, che qualcuno con un'idea fantastica che magari nessuno ci aveva pensato prima, no? Però ci vuole caparbietà, bisogna lavorare sodo, eventualmente le opportunità arrivano, bisogna essere bravi a prenderle, a coglierle al volo. Avere, insomma, non demordere e avere già sì. l'idea, insomma, un'idea di progetto, ecco, per il futuro, sì, anche quando ancora si sta costruendo la propria... non demordere sempre, perché Rome wasn't built in a day. L'abbiamo visto ieri sera con, come si chiama, De Marchi, vero? 15 anni come ciclista, vero? Prima volta in maglia rosa. E uno come lui è proprio l'esempio che il duro lavoro porta a risultati. Ti arriveranno i risultati tra 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, non si sa. Sai chi faceva anche un duro lavoro e oggi ce l'ha ricordato il sindaco di Valvasone, e guarda, Luisa me lo ricorda, così adesso te lo dico, il nonno Tony. E il sindaco di Valvasone oggi ci ha proprio ricordato che il nonno Tony era un grandissimo lavoratore, nonché alpino, e sempre presente nella sua comunità. Grazie Luisa che ce l'hai ricordato. Nonno Tony ha fatto tanti lavori lì a Valvasone. Presidente, eccomi qua. Sì, contenti ed emozionati di questa puntata, direi. Molto, ma anche se vogliamo riassumerla nelle ultime parole che diceva Luca, credo abbia dato veramente un contributo per chi vuole ascoltare, e chi non vuole ascoltare evidentemente non ha bisogno di niente, cioè quella di pensare di migliorarsi sempre, no? Non sentirsi mai arrivati, lavorare con il rispetto nei confronti del lavoro che si sta facendo, no? E sono perfino per certi aspetti delle banalità, no? Ma però bisogna averle sempre in testa, perché altrimenti uno dice sì, so queste robe, poi faccio quello che voglio, no? Mentre lo diceva con particolare come dire, invito, enfasi, no? Che bisogna sempre cercare di migliorarsi, eccetera. Credo che come insegnamento per i giovani forse vale molto di più la raccomandazione di uno che ha fatto il percorso di Luca rispetto, che ne so, magari a tante raccomandazioni che vengono fatte nelle proprie case, no? Come di solito succede. Io volevo ringraziare Luca intanto per questa chiacchierata così frizzante, no? Ma anche è stata una chiacchierata molto sincera, no? Ed è quello, credo, che tocca un po', no? Che tocca, emoziona, ecco, sentire la sua storia, quello che ha fatto, quello che intende fare, insomma, veramente è stata una chiacchierata, credo, molto positiva. Io, a nome delle fasce, lo ringrazio ancora. Dico anche, mi raccomando, che se viene da queste parti magari
un saltino per un saluto di persona, magari col direttivo, così, o anche, perché no, anche andare a bere uno spritz, magari un spritz o un bianchetto in quel di Aviano. Se non si bei fino venga, casa se non si bei. No, veramente complimenti Luca, complimenti. Poi quando ci vedremo ti chiederò anche cosa si prova, no? Perché io quando vedo ogni tanto queste trasmissioni ho la sensazione che da un lato ci siano i concorrenti e dall'altro questi cuochi, no? Questi giudici il cui scopo è quello di far venire un colpo ai concorrenti, non tanto di premiarli, bravi, eccetera. Perché intanto qui in Italia intanto insultano se uno fa un errore, no? Ancora un po' lo massacrano, no? Io mi sono sempre chiesto, ma chi glielo fa fare a questi giovani, a queste persone, ad andare a fare il concorrente queste trasmissioni? Dove se tutto va bene, a ti dici che ti so su un mone, no? Però fa parte dello spettacolo, questo mi rendo conto, e oggi prendiamo atto anche che ti è servito poi per la tua carriera, insomma. Ma sì, con me sono stati sempre bravi. Per me secondo me vedono anche molto l'impegno che qualcuno ci mette e l'attitudine. Con me veramente sono stati bravi. Soprattutto Joe mi adorava, si parlava in italiano. Però su altri programmi, diciamo, sono molto, molto severi. C'era Cucine d'Inferno, no? Mamma mia. Ma fa spettacolo. Se vedi anche a me, mi puntavano sempre, soprattutto in momenti di difficoltà, perché sapevano che scoppiavo. E mi hanno fatto piangere un paio di volte, ma fa bene per la pubblicità, dai. A me fa bene per lo show. Esatto. Va bene, allora ringraziamo veramente di cuore Luca per questa bellissima storia che ha condiviso, come avevo detto, con noi con tanta anche sincerità. E ti aspettiamo veramente, sappiamo che insomma arriverai in Italia. E ti aspettiamo per un bianco. Se poi ci scappa un frico, io non dico di no. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Saremo in collegamento da New York con la blogger Mary Jane, What a Shame Mary Jane. Oh, la seguo Mary Jane. Sì, sarà un'altra bellissima puntata. E quindi Luca, che dire? Mandi ragazzi, mandi grazie Luca, mille. grazie per avermi invitato. Mandi. Alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao.